Ecco il tubo di refrigerazione ritrovato in mezzo alla strada che costeggia il cantiere dello Sliding Center a Cortina. È stato un atto di sabotaggio o un incidente? Sul punto gli investigatori non sarebbero orientati a definire in modo netto la natura dell'episodio. Il tubo prima sarebbe stato allineato come molti altri a bordo della strada in attesa di essere posto in opera. Lungo 12 metri con un diametro di 30 centimetri e un peso che sfiora la mezza tonnellata, la forza richiesta per indurne un rotolamento, riferisce l'ANSA, non sarebbe eccessiva. Quindi più che a un gesto deliberato per ostacolare i lavori sembra rafforzarsi l'ipotesi di un'azione sconsiderata fine a se stessa oppure dello spostamento del tutto accidentale dovuto a cause da chiarire. Gli addetti hanno già riposto e fissato il tubo ammaccato all'interno della recinzione ed è lì che lo abbiamo ripreso a poca distanza da un'auto dei carabinieri in servizio di vigilanza. Quella stessa vigilanza che è stata rafforzata anche su impulso del Comitato Ordine e Sicurezza, convocato d'urgenza dal prefetto a Palazzo dei Rettori. Esaminati i sistemi già in atto, si è convenuto di incrementare i controlli a ronco all'esterno dell'area del cantiere, sia con personale delle forze dell'ordine che con gli addetti alla vigilanza privata. Io penso che sia un caso assolutamente isolato, perché sennò vorrebbe dire che viviamo in un sistema veramente fuori controllo. Probabilmente magari anche qualcuno che vuole emulare certe situazioni, ma spero vivamente che si fermi solo a questo atto. Ma l'allerta è salita di livello al punto che per la prossima settimana a Cortina è previsto l'arrivo del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli per un incontro con il prefetto Rocco Bertonna e i vertici di Simico. A precedere la visita una nota dell'ufficio stampa della Lega al Senato che riporta l'attacco, l'ennesimo, di un rappresentante del governo contro i media, perfino quelli del servizio pubblico. Rei, secondo il sottosegretario, di fare da cassa di risonanza a chi esprime no ideologici contro le Olimpiadi. A stretto giro la replica della segretaria della Federazione Nazionale della Stampa. I media danno notizie, non alimentano sabotatori, afferma Alessandra Costante, che ricorda come un'informazione veramente libera e indipendente, plurale e autorevole, dà voce a tutte le posizioni in campo e non nasconde le notizie. In questo clima, a Cortina, ci si prepara a vivere giornate intense e cruciali. Noi stiamo andando avanti in maniera diretta per arrivare quanto prima alla fine dell'opera, quindi sicuramente c'è il fatto che ci sarà questa visita da parte delle federazioni del CIO, però questo non influisce.